Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, nona giornata della Serie A della Lega Calcio 8, è una riedizione della semifinale scudetto dell'anno scorso di fronte Lazio e Checco dello Scapicollo. Brunetti porta palla per il Checco dello Scapicollo e va al dribbling, ancora Brunetti, attende il da farsi, poi trova Bogdanov dentro, Bogdanov, il tiro, la grandissima parata di tacco di Mastropietro. Fallo laterale per la Lazio, battuto su Sanetti che gira la sfera per Midolo, il tiro dalla distanza, Molon a dire di no sul suo palo. Lazio che attacca, palla a terra, c'è il colpo di tacco, il Checco che libera, arriva poi Sanetti, altro colpo di tacco per Midolo, fuori di un nulla. Partendo dalla propria difesa, la Lazio prova a imbastire un attacco in verticale, c'è Midolo col destro, la mette all'incrocio dei pali, nulla da fare per Luciano Molon al terzo tentativo, l'ha messa Midolo, 1-0 per la Lazio. Checco dello Scapicollo in difficoltà, la Lazio continua a attaccare con Marroni, parata sul suo palo di Molon. I campioni in carica vogliono reagire, c'è Nardecchia in area di rigore, la scivolata, grande Mastropietro in uscita. Checco dello Scapicollo che ora attacca con più convinzione, sfera sulla fascia destra, c'è il tiro dentro a incrociare di Mario De Simone che batte un disattento Danilo Mastropietro, stavolta il Checco dello Scapicollo trova il pareggio, siamo 1-1. Lancio lungo della Lazio in avanti, colpo di testa della difesa, c'è Sanetti che controlla dal limite, Sanetti! Un altro gol straordinario della Lazio che si riporta in vantaggio, ha segnato il numero 4, che tiro di Sanetti, siamo 2-1. Checco dello Scapicollo di nuovo sotto, deve rimontare, c'è un calcio di punizione. Simone Brunetti, rincorsa lunghissima per lui, parte il destro di Brunetti, un gol straordinario anche di Brunetti, bellissimo il pareggio del Checco dello Scapicollo. Simone Brunetti trova il 2-2. Fallo laterale per i campioni in carica che vogliono addirittura la vittoria, la palla rimane dentro, c'è Bogdanov, Krasimir Bogdanov, incredibile il 3-2, l'urlo dei campioni in carica che si rimettono avanti nel finale. La Lazio che attacca disperatamente, la sfera finisce fuori ma è finita, il triplice fischio del direttore di gara decreta la vittoria soffertissima del Checco dello Scapicollo che pur rabberciato da mille assenze trova una vittoria fondamentale in casa di una grande Lazio Calcio 8 stasera. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto, non abbiamo volato una palla e all'ultimo è arrivata questa vittoria. Hanno fatto due bei tiri, ci hanno messo in difficoltà, però come ho già detto prima siamo usciti da grande squadra. Indubbiamente è stata una partita tirata che si è risolta nei minuti finali, con un po' più d'accortezza forse potevamo portare a casa un risultato diverso, ma stasera le condizioni erano quelle che erano, eravamo solamente in 9, cosa abbastanza inusuale per noi per varie defezioni. Va bene così perché comunque c'è stata una risposta da parte della squadra.